Incendio al secondo piano di una palazzina a Venezia, a San Simeone, tragico il bilancio, muore un'anziana del posto, inquilini intossicati ma non in pericolo di vita. È sconvolta l'ex badante di Sant'Agostinelli, l'anziana morta nel rogo di Venezia. L'assistevo io da anni ed oggi era il primo giorno in cui un'altra persona si sarebbe dovuta occupare di lei. Dopo le baby gang individuate e sgominate dalle forze dell'ordine in centro storico, l'incubo della microcriminalità giovanile appare anche nell'isola di Murano. Bruno Carraro, 61 anni, una vita spesa per il ciclismo. Ieri gli hanno rubato la bicicletta di coppia esposta a Villa Farseti a Santa Maria di Sala durante la domenica dedicata al ciclismo. Commemorazione delle foibe in occasione del giorno di ricordo, come ogni anno la corona d'alloro depositata a Marghera tra le prime località a celebrare questa giornata. Gondolieri Sub per un giorno, grazie all'associazione dei gondolieri volontari, raccolgono più di 600 kg di rifiuti dai fondali della laguna a Venezia. Dall'estate prossima a Bibbione sarà vietato fumare lungo tutta la spiaggia e sarà la prima località balneare italiana ad essere completamente smoke free. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete dunque sentito dai titoli in primo piano, la cronaca, paura questa mattina a Venezia dove è scaturito un incendio in un'abitazione, un'anziana ha perso la vita. Sentiamo. Sono sceso dal treno, ho visto il fumo e sono venuto a vedere. Sto qua. È chiaro, cioè, a Venezia un incendio non è normale, insomma. Cioè, una cosa abbastanza rara, insomma. Attimi di paura questa mattina a Venezia quando è divampato un incendio all'interno di un appartamento che si trova a San Simeon Piccolo, appena giù dal ponte degli Scalzi di fronte alla stazione ferroviaria di Santa Lucia. Erano circa le 11 questa mattina quando dall'appartamento al secondo piano sono divampate le fiamme che non hanno lasciato scampo alla donna che abitava all'interno. Santa Agostinetti, il nome della vittima, aveva 88 anni. Immediato l'intervento degli agenti della polizia locale sul posto e dei vigili del fuoco intervenuti con 2 autopompe lagunari. È un appartamento del comune in cui ospita delle persone anziane sfrattate, erano 4 e a un certo momento da una stanza è scoppiato un incendio, cause da verificare. Sono state soccorse 2 persone all'interno dell'appartamento, prese in cura dal personale del SUEM 118, ma non c'è stato nulla da fare per la donna. È stata trovata dentro in bagno perché invece di uscire è deceduta. È andata dentro questa stanza forse non si rendeva conto. C'è stato un soccorritore, una persona di passaggio, uno straniero che entrando ha aiutato un attimo, però poi è stato a sua volta coinvolto, l'abbiamo portato fuori. Quindi 3 persone sono state portate fuori più il soccorritore e una è rimasta dentro. Il giovane soccorritore straniero, anche lui portato all'ospedale, ha fatto di tutto per domare le fiamme prima dell'arrivo dei pompieri, ma non è riuscito ad evitare la tragedia. Anche un vigile del fuoco è rimasto leggermente ferito nelle prime fasi di soccorso e spegnimento del rogo, durato alcune ore. Sul posto anche una signora che conosceva l'anziana e che fino a qualche tempo fa le prestava assistenza. I primi a dare l'allarme dalla strada sono stati alcuni passanti che hanno suonato i campanelli per allertare gli inquilini a scappare. Erano sconvolti, così come è venuto a saperlo poco dopo. La notizia della morte di Santa Agostinetti infatti si è diffusa in breve tempo tra i residenti della zona, che si sono precipitati sul posto per vedere cosa era accaduto. Tra loro anche una signora che fino a poco tempo fa prestava assistenza all'88enne morta nel rogo e che era a dir poco sconvolta dalla notizia. Mi sono una che vado a assistere che Agostinetti Santa. Ma lei conosceva questa signora? Sì, perché vado sempre a trovarla. Cioè, andava da questa signora? Sì. Stamane Santa Agostinetti non era sola, con lei c'era una nuova badante il suo primo giorno di lavoro. Questo però non è servito ad evitare la tragedia. Continuiamo con la cronaca. Dopo le baby gang individuate e sgominate dalle forze dell'ordine in centro storico, l'incubo della microcriminalità giovanile appare anche nell'isola di Murano. L'ultimo episodio risale a sabato sera.
A denunciarlo in rete una coppia di genitori che stava passeggiando per Murano insieme al bimbo di 3 anni e ha assistito a una scena agghiacciante. 2 gruppi di ragazzini si stavano picchiando di santa ragione, oltre a scambiarsi sputi, bestemmie e insulti irriferibili. L'episodio non è il solo né il primo a preoccupare i residenti dell'isola. Gli stessi ragazzini erano stati avvistati nei giorni scorsi impegnati in atti vandalici contro le giostre di un parco pubblico e contro i sacchi di sale depositati agli imbarcaderi per far fronte all'emergenza gelo, prima trasformati in armi improprie per le guerre improvvisate tra i giovanissimi e poi gettati in laguna. La polizia locale ha raccolto diverse segnalazioni ed è sulle tracce di questa nuova baby gang, informa l'assessore alla sicurezza Giorgio Deste, ma c'è un problema di fondo che riguarda soprattutto noi veneziani adulti. Va ricordato che sono nostri ragazzi, sono ragazzi che appartengono alle nostre famiglie e quindi forse l'attenzione deve partire proprio da noi adulti, dalle famiglie, e quindi fare maggiormente attenzione a cosa fanno i nostri ragazzi e a chi frequentano. Nella speranza che gli episodi non degenerino in qualcosa di più grave, i muranesi chiedono una maggiore attenzione e un presidio costante delle forze dell'ordine. Polizia e carabinieri ci sono e intervengono quotidianamente, fa presente Deste, ma non possono sostituire i genitori. Ho un figlio di 15 anni pure io, per cui capisco il momento e la generazione, e l'attenzione deve essere maggiore, il livello di guardia, non in termine che gli dobbiamo vietare di vivere la loro vita, ma certamente di porre una serie di maggiori attenzioni su quello che fanno e dove vanno. Ed ora andiamo a Santa Maria di Sala. Dopo il furto della bici da collezione appartenuta a Coppi, Bruno Carraro, il proprietario, in lacrime chiede disperato ai ladri di restituirla anche in forma anonima. Signor Bruno, lei stanotte non ha dormito? No, ho fatto la notte in bianco. Ha ancora il magone? Ah sì. Bruno Carraro, 61 anni, una vita spesa per il ciclismo, di cui ne memoria vivente non ha chiuso occhio ieri notte pensando al furto subito della sua carissima bicicletta, non una bici qualunque, bensì la storica Bianchi usata da Fausto Coppi nella Parigi-Roubaix del 1948. Contempla questa bici, ma non è la sua. Sotto i suoi occhi, ieri a Villa Farsetti a Santa Maria di Sala gliel'hanno sottratta nel corso della domenica dedicata alla storia di ieri e di oggi delle 2 ruote. In lacrime, disperato, si appella al cuore di chi gliel'ha sottratta. Che abbia il coraggio di portarla indietro. Bruno Carraro è stato ed è amico dei grandi campioni delle 2 ruote, è presidente del comitato di tappa del Giro d'Italia che a fine maggio arriverà a Santa Maria di Sala e vicepresidente del Museo Madonna del Ghisallo, tra i fautori della partenza annuale della tappa del Giro d'Italia 2016. Ci racconta la storia della bici rubata. Sono state costruite 4 biciclette per la squadra di Fausto Coppi. Una è il Museo di Novi Ligure, una è il Museo del Ghisallo, una è il Museo di Ceso Maggiore, che ce n'erano 2. E il San Vito, sul testamento, quando è morto, mi ha lasciato una di quelle 2 biciclette là è tua. Infatti mi ha mandato a chiamare e sono andato a prenderla, l'ho portata a casa. Era un cimello. Secondo lei chi può averla portata via? Uno che sa cosa ha preso. Ma la commozione è davvero tanta, incontenibile, al punto che le lacrime hanno di nuovo il sopravvento su di lui. Mi ha regalato questa bicicletta come omaggio del testamento. Io l'ho portata a casa, la tenevo come un cimello in salotto, e l'unica volta che è uscita ieri, per portarla qua per farla vedere alla mostra delle biciclette, e così è andata. Io l'unica cosa che posso dire a questo signore che ha portato via la bicicletta, che la consegni, farebbe un gran gesto, e ritiro la denuncia. Ed ora il caso del nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo. Sabato all'Axa a Roma, il quartiere in cui il 19enne è stato ferito, una fiaccolata di solidarietà. Ieri a manifestargli la vicinanza sono stati nuotatori nelle piscine di tutta Italia. Dai
social alle piscine, migliaia di nuotatori, ieri in tutta Italia scesi in vasca per le gare, hanno voluto far sentire e anche vedere con una M maiuscola sul braccio la loro vicinanza al nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo, ferito 10 giorni fa a Roma da un colpo di pistola e rimasto paralizzato. Da nord a sud l'incoraggiamento è stato unanime e tantissime le foto e i messaggi postati sul web e in particolare nel profilo Tutti con Manuel, che a sua volta si era fatto sentire su Instagram. Sono ritornato in possesso del mio telefono, ha fatto sapere il 19enne, e ora potrò con calma ringraziare ciascuno di voi, quelle fantastiche persone che siete, scrive Manuel, che non mi avete lasciato da solo un attimo. Grazie per il sostegno che mi avete dato, siete fantastici. Siete ciò che mi faceva andare a dormire tranquillo la sera e ciò che mi faceva risvegliare con il sorriso. Un abbraccio e un bacio a tutti, presto ci becchiamo in giro. Manuel, che nelle interviste racconta di pensare e ispirarsi a Bebe Vio, ha la sua forza per reagire. I suoi aggressori rimangono in carcere a Roma, a Regina Coeli. Il quadro a carico di Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli, 24 e 25 anni appena, entrambi padri, è completo e pesantissimo. Tentato omicidio premeditato, la contestazione, quindi nei giorni successivi il piano per non farsi catturare, nascondersi da dei parenti in Sicilia. Di loro, dice ora Manuel dal letto d'ospedale, non mi importa niente, mi domando, conclude pensando ai loro figli, cosa persone del genere abbiano da insegnare a dei bambini. Avrebbe un nome e un cognome l'autista che nel Padovano aveva aggredito verbalmente 2 passeggere straniere mentre guidava l'autobus. Il suo comportamento ripreso con un cellulare era diventato un caso. Serve un 50enne di origine veneziana, identificato e denunciato dai carabinieri per discriminazione razziale, l'autista di autobus ripreso in un video girato con il cellulare mentre si rivolge in maniera aggressiva prima ad una viaggiatrice di origine straniera che lo invitava a moderare la velocità, quindi all'autrice del video che lo invitava a moderare il linguaggio. Diciamo che a noi non è stata data comunicazione, insomma, di un nome, per cui presumiamo appunto che sia di una cooperativa, ma essendo di un'altra cooperativa non nostro abitualmente, quello che possiamo fare è limitarci di scrivere alla cooperativa, come avevamo già annunciato, e chiedere che persone che si comportano in questo modo sul mezzo pubblico non guidino più un autobus di linea, ecco. Va definito un comportamento molto grave quello che si era visto da questo filmato. Diciamo che c'era una violenza verbale nei modi che non è mai giustificabile nei confronti di una persona che sale su un autobus e paga un biglietto. La reazione dell'autista aveva generato subito un vivace dibattito con una condanna netta sia da parte dei vertici di Bus Italia Veneto che del sindaco Sergio Giordani, più sfumata rispetto a quella del primo cittadino che aveva parlato di licenziamento, la lettura dei sindacati, dove c'è stato chi, pur condannando il comportamento, aveva invitato comunque a considerare le condizioni nelle quali gli autisti si trovano a lavorare. Ed ora una notizia di cronaca: i vigili del fuoco sono intervenuti presso una notizia che vi daremo fra qualche minuto. Intanto andiamo avanti tra i punti cruciali della tassa di sbarco, la prevista ZTL in Piazzale Roma, e a chi sarà riservata e chi dovrà pagare, interrogativo che si è posto il PD in seno al Consiglio Comunale. Sentiamo l'intervista. Dalla tassa o contributo di sbarco, come dir si voglia, si apre un nuovo capitolo. La ZTL in Piazzale Roma sarà legata o meno ai residenti, mestrini e a quanti tra lavoro e studio quotidianamente vi transitano? Dovranno cioè pagarla anche loro o cosa? E se sì, come e in quale misura deve essere pagata? È la domanda del giorno, a cui vogliono saperne di più anche le opposizioni in Consiglio Comunale, a cominciare dal PD. Oggi c'è soltanto una delibera che dà di fatto una delega in bianco alla Giunta e noi chiederemo dei paletti molto serrati, intanto che tutte le deroghe che sono previste per la tassa di sbarco vengono ripetute anche per la ZTL, quindi vuol dire residenti. Si è parlato molto dei veneti, sulla ZTL non c'è traccia di queste esenzioni, quindi vorremmo chiedere garanzie. Vero è che la ZTL in Piazzale Roma, secondo normativa, non nasce per fare cassa, ma per rispetto a questioni ambientali. Quindi fare una ZTL senza affiancarci un nuovo piano del traffico che dice banalmente quanti autobus potranno correre e sostituire le macchine, perché lasciare a casa la macchina senza dare un'alternativa ai cittadini è il vero problema.
Ed ora notizia di cronaca: i vigili del fuoco sono intervenuti presso la porta ovest della stazione ferroviaria di Oriago di Mira per un principio di incendio ad un motore di un treno regionale. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Dopo la rottura delle trattative, i dipendenti comunali danno il via alle assemblee per tornare a discutere del contratto decentrato. Abbiamo scelto di aprire un percorso all'assemblea di discussione e di confronto per chiedere un mandato chiaro. Serve chiudere il contratto, ma serve avere proposte convincenti. Nelle assemblee ai lavoratori stiamo chiedendo di sostenere le proposte del sindacato e dell'RSU per arrivare a una chiusura. Se non ci sarà un cambio netto e serio, una questione salariale urgente che hanno i dipendenti del Comune di Venezia, per noi non potrà esserci nessun contratto decentrato. I sindacati non mollano dopo l'interruzione delle trattative con l'amministrazione comunale in merito al contratto decentrato. 15 le assemblee organizzate con l'obiettivo di condividere i punti raggiunti fino ad oggi e formulare una controproposta complessiva all'amministrazione, il cui atteggiamento è ritenuto, dicono, inqualificabile. Se non si riuscirà ad arrivare a un nuovo contratto, a una firma, la mobilitazione sarà inevitabile e non potremo escludere nessuna forma di lotta. Vari gli argomenti sul tavolo: la distribuzione delle performance organizzative e individuali, la produttività media da distribuire a 1.500 euro lordi, mobilità interna del personale e molto altro. Noi chiuderemo le assemblee entro al massimo la metà di febbraio, nelle assemblee i lavoratori voteranno, quindi raccoglieremo centinaia di voti per dire all'amministrazione una sola cosa: serve un contratto che metta al centro diritti e salario. Senza queste prerogative non c'è alternativa che bloccare la macchina comunale e riprendere un conflitto che non serve alla città e non serve ai lavoratori. Ed ora ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Siamo tornati in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. A Marghera la commemorazione delle foibe durante la consueta semplice cerimonia del giorno del ricordo. Sul Cippo, che a Marghera ricorda la tragedia delle foibe da molto prima che la legge nazionale istituisse una giornata dedicata, la corona d'alloro viene posata da 2 bimbi delle scuole veneziane a simboleggiare il passaggio alle nuove generazioni di ricordi dolorosi ma irrinunciabili. 10 anni fa partecipavamo a delle iniziative appena dopo l'istituzione della giornata del ricordo, abbastanza contenute, con pochi partecipanti, magari anche con qualcuno che era infastidito da queste persone attorno a monumenti o attorno a luoghi in cui si ricordava la strage delle foibe. Quanto tempo è passato da appunto qualche anno fa a questa parte? Il giorno del ricordo, riflette il presidente della municipalità Gianfranco Bettin, è ancora il vissuto di persone e comunità a noi vicine, con le quali manteniamo un rapporto vivo al di là di ogni rituale. Mai più si deve ripetere un'occasione in cui quello che di volta in volta è il nemico o il debole diventa il capo espiatorio di tutto. Dall'Associazione degli Esuli Giuliani, Fiumani e Dalmati il punto definitivo sulle polemiche dei giorni scorsi attraverso le parole pronunciate a Roma dal presidente Mattarella. Tra le vittime italiane di un odio comunque intollerabile, che era insieme ideologico, etnico e sociale, vi furono molte persone che nulla avevano a che fare con i fascisti e le loro persecuzioni. Tanti innocenti, colpevoli solo di essere italiani, impiegati, militari, sacerdoti, donne, insegnanti, partigiani, antifascisti. La verità storica, come ricordava anche il Presidente del Senato Casellati proprio ieri, è più forte di qualsiasi ideologia e negazionismo. A tenere vivo il ricordo con poesie e canzoni i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Grimani di Marghera. Gondolieri sub per un giorno, grazie all'Associazione dei Gondolieri Volontari, raccolgono più di 600 kg di rifiuti dai fondali della laguna a Venezia.
Gondolieri subacquei per un giorno hanno raccolto circa 600 kg di rifiuti dal fondo della laguna grazie ai volontari dell'omonima associazione. Spazzatura, sporcizie e scarti depositati dopo essere stati gettati con noncuranza e in barba al senso civico. Che oggi con dei sub professionisti, come vediamo, stanno raccogliendo praticamente sul fondo del canale quei detriti che non si vedono e che fanno parte dell'incuria o degli accidenti, tra virgolette, del quotidiano veneziano. Stiamo praticamente riempendo una barca di Veritas che ci ha messo a disposizione quelli della raccolta di grandi volumi, va bene, e praticamente decine e decine di gomme e ruote praticamente da automobile, e dopo tutto il materiale più disparato, dalle antenne, dai pezzi di ferraglia, eccetera. E Giovanni Giusto, delegato alle tradizioni di Venezia, a raccontare come i sub abbiano potuto operare in sicurezza grazie all'apporto dei mezzi della polizia locale. Si è trattato della prima di 3 uscite in programma nelle prossime settimane, progetto in convenzione con il Comune di Venezia, che con i gondolieri si pone l'obiettivo di rimuovere soprattutto pneumatici finiti in acqua dopo essere stati utilizzati come parabordi delle imbarcazioni o rifiuti ingombranti depositati sui fondali. Abbiamo visto che ha avuto già il frutto di tutti questi gommoni, questi cavalletti in acqua, speriamo che ci sia la possibilità di continuare. È morto a Trieste a 80 anni il 4 febbraio scorso l'architetto Ignazio Vocca, imprenditore legato al Veneto, in particolare a Cavallino Tre Porti, dove diede sviluppo al camping Union Lido, primo campeggio a 5 stelle in Italia, fondato dal padre nel 1955. Ne dà notizia oggi la società di gestione della struttura ricettiva, nato nel febbraio del 1938 nella loro regno di Jugoslavia. Vocca era primogenito di una famiglia di Lubiana che dopo il secondo conflitto mondiale decise di trasferirsi in Italia. Dopo la laurea in architettura a Monaco di Baviera, assieme alla socia patavina Carla Bonsambiante, cominciò a lavorare occupandosi del servizio del camping. Tra le sue costruzioni più innovative e creative si ricordano le case di legno nei boschi e le cantine ricavate nella roccia del Carso in Friuli, pubblicate nelle più importanti riviste di architettura. Dall'estate prossima a Bibbione sarà vietato fumare lungo tutta la spiaggia e sarà la prima località balneare italiana ad essere completamente smoke free. Dopo una serie di esperimenti e diverse iniziative portate avanti negli ultimi anni, in particolare con il progetto Respira il mare, la località balneare del Veneto orientale, tra le prime destinazioni turistiche italiane per numero di presenze, bandirà il fumo lungo tutti gli 8 chilometri di spiaggia, secondo modalità che entro il mese di maggio saranno stabilite dall'amministrazione comunale con un'ordinanza e una campagna di comunicazione. Prima di lasciarvi vi ricordo questa sera 20:10 il titolo sarà il decreto di sicurezza, ospite in studio Davide Battisti, segretario generale del SIULP Veneto, sindacato della polizia, ed Erin Suzuki, presidente dell'Anolf Belluno Treviso, l'associazione CISL che si occupa di immigrazione. E in prima serata, come ogni lunedì, non vi perdete Ring, in studio Gianluca Forcolin della Lega, Alessandro Luigi Bisato del PD, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e Francesca Zaccariotto di Forza Italia. E questa era l'ultima notizia, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione, torna il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ci attende una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile un po' su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 7 e 11 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche in questo caso sarà una splendida giornata soleggiata. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime comprese tra i -1 e 1 grado, massime oscillanti tra gli 8 e i 10 gradi.
Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Lo scenario sarà molto simile, infatti vedremo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Non si escludono locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime comprese tra i -5 e -2 gradi, massime oscillanti intorno ai 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.